Terza corsa, ancora 2 anni al via, con campo di 12 cavalli sulla distanza questa volta del miglio. Lo schieramento: Decide i Greppi, Divina Indal, Dream, Dylan Pax, Dubai Pax, Dark Sama. Seconda linea: Duana Chak SM, Dea di Casei, Deba dell'Olmo, Donne Moabi, Dea GSO, Daddy Buio. 2 al debutto, quasi tutti con pochissime corse ancora in carriera, quindi pronostico molto molto aperto. Macchina che lascia andare i concorrenti, partiti con la velocità iniziale di Dream, che conquista la testa, veloce all'esterno anche Dark Sama, debuttante, ma si oppone Dylan Pax, che cerca di prendere la schiena del leader Dream, sulla prima curva si accoda. Numero 1, Decide i Greppi, squalificato. Tanto i 200 iniziali completati in 15:3, con Dream favorito nei confronti numero 8, di Dea di Casei, squalificato. C'è la progressione esterna da parte di Divina Indal, che in breve si porta all'attacco dopo 400 metri in 31:3, raggiunge il sediolo del leader Dream, che continua a condurre sulla seconda piegata. Si trascina sempre Dylan Pax, all'esterno Dubai Pax, lungo la corda Dark Sama, ancora Deba dell'Olmo. Intanto 47 tra il passaggio ai 600 davanti alle tribune. La situazione tattica vede sempre leader Dream, seconda posizione per Dylan Pax, all'esterno è Divina Indal che si trascina Dubai Pax, 800 metri in 1:3:3. Più pariglie quindi dopo 800 metri di gara, con il gruppo che è sempre condotto da Dream, femmina di Luca Lovera, che guida tranquillamente davanti alla pariglia formata da Dylan Pax. Numero 6, Dark Sama, squalificato. La rottura anche per Dark Sama, che era uno dei 2 debuttanti della corsa. E così all'esterno rimane Divina Indal, tenta la terza ruota ora Dubai Pax, ma non progredisce più di tanto. E così a 400 dalla conclusione allunga Dream, è sempre seguito dalla pariglia Dylan Pax e Divina Indal, poi Dubai Pax all'esterno. Lungo la corda invece Decide i Greppi, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, entra nettamente il comando Dream, che cerca di allungare, inseguito da Dylan Pax. Finale con Dream che prova a controllare Dylan Pax al suo interno, ma Dream controlla fin sul palo e vince su Dylan Pax. Terzo posto lungo la corda per Deba dell'Olmo. 1:18:2, la vittoria, la prima in carriera su 3 corse per Dream, che dopo il piazzamento del seconda corsa a Monte Giorgio migliora il suo score, viene a vincere la prima in carriera Luca Lovera per il training di Marino Lovera.